Guardiamo questa strada, guardiamo questa ciclabile. È una ciclabile pericolosissima. Io ho visto con i miei occhi persone con anni di esperienza, di biciclette da strada cadere nel fosso. Abbiamo, un cordolo strettissimo, abbiamo il fosso, abbiamo una strada che è, troppo larga, troppo dritta, e che, come ha detto lei giustamente, invita alla velocità. Uno spazio di frenata di 15 metri, la velocità e l'esito dell'alcol test e una strada, Viale Vittorio Veneto, pericolosa. Accanto alla carreggiata corre la strada pedonale. Marco Cararetto, come buona parte dei ciclisti, stava transitando lungo la strada che costeggia il fossato, una strada su cui FIAB torna a puntare il dito ipotizzando l'urgenza di abbassare il limite di velocità. In ambito urbano non è possibile non estendere un limite di 30 all'ora, perché a 50 km orari, come purtroppo ne abbiamo l'ennesima dimostrazione, le possibilità di lasciarci la pelle sono 8 su 10. È come cadere dal terzo piano di un palazzo. 30 km all'ora e più controlli e più in generale un cambio di mentalità per chi della viabilità può decidere. Di sicuro va considerata una città in modo olistico, quindi lavorando sia sul fronte delle possibili alternative e sia sul fronte della mobilità. Una persona ha il diritto di spostarsi come vuole, in sicurezza, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Parliamoci chiaro, se una persona alla guida di un'automobile va a 50 all'ora, 60 all'ora, 70 all'ora e magari sta anche guardando il cellulare, non c'è giubbino catarifrangente che tenga.